Mettiamola dentro. Andiamo Charlie, andiamo. Ok. Entriamo. Posso entrare qui dentro? Posso? Chi ci sarà qui dentro? L'uomo primitivo? Controlliamo. Tu Charlie, filma ci sono telecamere. Anche là dentro si entra. Però noi ci fermiamo qua, ci fermiamo. Ok, perfetto. Allora ragazzi, siamo qui dentro questo nuraghe, uno dei secondi nuraghi più grandi della Sardegna. Penso questo che sia, perché quello più grande è quello che io ero andato nel 2017 a Barumini, e quello è un nuraghe molto più grande e molto più vasto, molto più largo, e quindi c'è un cambiamento. Qui questa è una specie di castello. Lì c'è Charlie che sta filmando. Vedete come sono fatte queste rocce fatte proprio dall'uomo, l'uomo primitivo. È fantastico. Io ringrazio la mia squadra esplorativa naturalista che mi portano a fare queste missioni nuragiche sulla archeologia, perché se avete notato, se io sono il nuovo Indiana Jones della Sardegna, la sostituzione dell'attore che ha fatto dell'attore Harrison Ford che ha fatto Indiana Jones, io sono il nuovo Indiana Jones giovane che va a fare queste missioni sui misteri. Lì c'è una stanza molto grande e lì si esce. Vedete questa apertura è tipo vulcano. Finestre dove gli uomini si affacciavano.
buonissima. A livello di metal come siamo? Mica sei un coglione. Sbaglioschio. Non si sa mai che becchiamo qualche cascata, vero? È molto bella, lo so. Ragazzi, se vi piace mettete un bellissimo like. Ricordatevi di iscrivervi nel mio canale Andrew Pepper Indiana Jones Sardegna. Adesso andiamo a recuperare gli altri, che Charlie sta ancora filmando lì, e andiamo subito. Ok, ragazzi, sono lì. Allora ragazzi, che state ubriacando? Ti stai cagando? Ma scherzoni! Ti stai cagando, boh? No, Lui non è, io farò possibile che un po' mi delle stia cagando, riprese. perché nel caso avrebbe già cagato. Raga, pronunciatevi sul da fare. Boh, sì, Deus Eguntur. Chi è che prende? Allora ragazzi, questa è già la seconda puntata, io ho già finito già la prima e questa è la Sei seconda. iscritto al suo canale. Al mio canale. No, mi sono iscritto Però sei veramente. visto il No? video? Certo, sempre... Raccontalo, perché io no. No, boh, ma sei malato, mica. Hai messo il like. Ma sì, bello, boss. Voi dovete mettere Cioè, sicuro hai like. messo non mi piace sicuro. Abbiamo sì. qui il nostro gelataio. Perché ne porta i gelati? Via col vento, Andrea, via col vento. Via col vento. Ma sì, buono, c'ho gelato. Ok, mentre noi che stiamo esplorando, loro fanno via col vento. Non è fatto col segno. Via col ventre, boss. Ma te ne hanno chieste. Fai gli occhi di pizza. Dai, ma che anche lui è un tuo cliente, Vai. Sì, sì, È un- boss. è un- Prestato. Lui è un cliente. Best pistacchio a Cagliari. Grazie. Attenzione, per me è Dovremmo ricominciare a ricongelare le avventure. quindi Eh. sto scherzando. Comunque Che adesso. cosa, boss? Best pistacchio a Cagliari, boss. No, guarda che sto gelato spacca il culo. Lo so, minca, best pistacchio. Appisito. La verità. A Pistacchios. Pepper piace a bacio. A me dispiace quasi I dirlo. cacchi. purtroppo, ce lo dico con I dolore. cacchi. Non vuole dirlo, però fa un gelato. Un voto buono, cavolo. Sì, l'avrei voluto dire anch'io che facevo a cagare. Sarebbe stato bello andare No, con degli sai, fai cagare. dissarlo Tu sei un buonista, invece a no. te piace tutto. L'amicizia ti porta alla per gli Qui abbiamo Non Lorenzo, tutto, boss. Non Tarzan. tutto. Mica Piso, No, sì, ma no, però, Lorenzo allora- dice Piso. No, ma non è più. io- Tu non sei più in quella fase, boss. Ok ragazzi, adesso vediamo un po' cosa andiamo a fare perché sto barendo. Siamo andato a visitare il capannone dei primitivi. Qua dentro chi ci vive ragazzi? Che molto vive. Qui abita il nostro uomo primitivo The Stone. Ok. Guardate che bella! Posso entrare dentro il capanno? Il capanno primitivo. Lo chiamiamo il capanno del rinfresco. Si può entrare? No, non dimmelo. Ci buco lo stesso io.
chiuso a chiave. Posso entrare? Chi c'è qui dentro? Posso? Perché non si può stare qui dentro? Vai a entrare! Non c'è nessuno. Vabbè. Andiamo dall'altra parte se riusciamo a trovare l'entrata. Ah, c'è anche pure la finestra! Che bello! Sarrato. Ok, dobbiamo vedere qui se c'è qualche entrata. Posso entrare qui dentro? La porticina, dov'è la porta? Dove? Ecco dietro. C'è un no. Ragazzi! Qui c'è una scemenza delle scemenze, delle straordinarie scemenze. Dove si può entrare? Posso entrare qui dentro? Posso? È chiuso a chiave. Ma perché? Che senso ha che devono chiudere a chiave? Ma questo è un museo, sì o no? Ditemelo! Ragazzi, c'è un bagno là dentro con le pianelle. Che senso ha? Che... Molla l'uva! Filmali, mettili su YouTube subito. Siamo arrivati nel reparto dove dovremmo cercare le Domus dei Janas, ragazzi, vi ricordate? Le case fatte dall'uomo, le piccole gretticine, però prima di andare vogliamo tutti insieme. Questo, ragazzi, è un paradiso terrestre, ragazzi, è bellissimo. Un bel panorama, lì c'è Orroli. Adesso dobbiamo pranzare prima. Andiamo, vai, andiamo subito a pranzare. Let's go. Ok, stiamo pranzando adesso, in questo momento, ecco qui c'è la nostra Vespa che deve romperci ogni volta, o calabrone, quello che è. Sì. Ragazzi, buon appetito, questo è il mio pranzo. Sì. E quindi ok, e quindi stiamo adesso pranzando. Ci vuole da tra poco. Certo, sempre, 7 anni stanno insieme. Una santa, non lo so. Deve essere una santa donna. Mica una santa donna, raga. Vogliamo fare Fra Angelica. a debiti di soldi. È una santa donna, boss. Con Gigio. 7 anni poi, Vicino all'entrata. Tu lo guardi No, io lo guardo mica te basta. Dopo il video. Mica dopo il Guarda, video. questo io e voi questo magico barattolino. Ma lo posso dire Leo? Però è aperta la tua macchina. Penso di sì. Ok, siamo partiti alla ricerca della Domus dei Janas, sempre con la mia squadra esplorativa, e dobbiamo quindi cercare la nostra grotta fatta dall'uomo. Guardate quante... C'è, guardate, Orroli, c'è il paese, siamo in alto. Mica, qui c'è un'antenna che inquina, 5 giga, ecco il 5 giga.
Vedete, serve per la connessione, per Orroli. Qui ci sono i fichi d'India, non questi gli attori, fichi d'India. Questi sono veri fichi d'India. Se volete mangiare un bel gelato col fichi d'India, andate da Geo Gelato, ricordatevelo. Salve. Salve. Ok, grazie. Salve. Voi chiedete un'informazione, dove si va per il Domus de Jonas? Allora, mi dà un secondo e le faccio vedere. Ok, grazie. Siamo dentro questo ristorantino bellino, molto carino, e quindi adesso dovremmo, aspetta, sta arrivando. Allora, il problema è che le danno la partenza da qua, però Sì. praticamente non hanno pulito i sentieri, Mhm. non è stato disegnato il percorso, è un po' particolare, dovrebbe partire da lì, se parte Ecco, da lì. costone tende a scendere e le Domus de Giana dovrebbero essere, vede quelle pietre un po', Sì, infatti l'avevo notato, su quelle rocce là. sì, proprio a metà della collina, quest'angolino, la vede questo cespuglio? Sì, Alzi un po' gli occhi, le vede, c'è una a destra, una a sinistra, sì, sì. lì dovrebbero esserci le Domus de Giana, E quindi il sentiero sarebbe da quella parte? parte da lì. Ah, Però non è segnato e non è pulito il sentiero. Praticamente il comune ha un po' abbandonato la situazione per questione di coronavirus, eccetera. ah, ok, quindi dobbiamo cercarlo noi. Lei è venuta a piedi qui. Sì, noi in macchina con i miei amici, adesso noi dobbiamo cercare queste grotticine, però lì ho visto che lì c'è un burrone, dobbiamo... Sì, guardi, io le faccio vedere anche la partenza. Sì, grazie. Ma anche perché tempo c'è ancora un po' di tempo. Se no, guarda, se si va vicino direttamente dai miei amici che si trovano lì, così ce lo spieghi. Ah, quella macchina lì? No, beh, guarda, lì c'è un mio amico. No, è perché io guardi, le faccio vedere la partenza, poi. Sì, grazie. Sì, però non è segnato, non l'hanno ripassato, non hanno pulito il sentiero, è un po' abbandonato, capito? Ma in linea d'aria più o meno dove dovremmo andare? Verso il basso? Certo, Verso il basso, su quel giù? verso il basso E poi perché. un po' più in là, fin qua dove dovremmo rimanere. Allora, guardi, la partenza è questa qua. Ecco, sì, vedi, proprio l'errore. Ok, sono sotto questo. Ops! Sentiero per passare su quelle rocce che sono in fondo là. Ok. Seguiamo Martina e Fede per arrivare al sentiero. Che cos'è? Gli Eiffel 65 diciamo. Rifallo, Fede? Sono passate tante ore e siamo riusciti a salire in cima. Con questa musica, questo è il panorama di Orroli.
È Oroli questo, vero? Sì. Che bello. Bene, ci siamo o non ci siamo? Let's go. Eeeh! Però! Ribomba. Avete sentito ragazzi? Come ribomba. Però! Let's go! Andrew Peppe, Indiana Jones Sardegna! Let's go! Yes! Sì, ci siamo ragazzi. Dove? Che cazzo ci fa lì una barca? Ma stai scherzando? Ragazzi, questo è un mistero! Siamo in una montagna molto alta e qui c'è una barca. Che cacchio ci fa qui una barca? Ma non è una barca questa cosa. Che cacchio è? O forse è una cisterna? No, è una barca! No, è impossibile. Poi è una cisterna. Che cacchio posto è? Ci sono metalli ovunque. Che mistero che siamo arrivati ragazzi in questo punto. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ragazzi, siamo persi. Non sappiamo dove si trova le Domus Jonas. Per l'altra parte. A poco a poco può essere qui. Non riusciamo a trovare le Domus Jonas, ragazzi. Un cadavere ho trovato. Dove? Dov'è? Ah! Una capra forse. Sì, una capra. Chi sono stati? Game over ragazzi, volevamo cercare le Domus de Jonas e purtroppo abbiamo trovato difficoltà a trovarle e quindi ragazzi chiudiamo qui questa mia avventura qui a Oroli. Quindi ragazzi io vi saluto, mettete un bellissimo like se questa avventura vi è piaciuta. Un saluto da questa meraviglia e quindi io ragazzi purtroppo per la regione Sardegna, per le protezione civile non sono riusciti a pulire il sentiero per trovare questa Domus de Jonas e noi abbiamo trovato i boschi, i sentieri e non sono riusciti a trovarli e quindi pazienza, proveremo un'altra volta questo. Quindi ragazzi io importante, mettete un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale, Andrew Peppe, Indiana Jones Sardegna e ci vediamo alla prossima avventura.
ok? Un saluto a grande da Andrew Peppe e ci vediamo alla prossima produzione. Allora faccio saltare dagli altri e finisce qui, ok? Allora salutate che sto finendo qui la mia avventura. E quindi ragazzi salutate che la mia avventura finisce qui. La nostra avventura. L'avventura di Andrew Pepper con la squadra finisce qui e quindi C17, C18. salutate ragazzi. Ciao! Ci vediamo alla prossima, Ok ragazzi, un brisa grande. Let's go! E ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima, let's go!